a comprendere i test che non funzionano e torniamo a cominciare. Intanto cominciamo noi da un po' lasciato, insomma, che è mancato sul microfono. Ecco, intanto poniamo la sigla in modo tale che la sintesi torni a curziare. Ecco, torna buonasera a tutti, ma purtroppo abbiamo un problema, non riesco a risolvere che il microfono e la telecamera, ma non dipende da questa attrezzatura, ma da sul software che non vi che da trasmettere, tanno distaccata a questi elementi, insomma. Purtroppo Vinaschi non può non sa vibra, ma devo dimandare queste antennette, insomma, che bisogna, come diciamo, in qualche maniera non siamo attrezzare. Torniamo a cominciare da questa proiezione che veste del sesso e potere su Cinema Ariston, in una rassegna che si narra tra vita e morte, televisione e immagini per pensare. In un basta intervenne pure Natalino Piras e Franca Carbone. Natalino Piras come scrittore, giornalista e critico cinematografico. Franca Carbone, neuropsichiatra, scrittrice e custutto este sabato sese su mese di Natale 2025 in Sariston a sa rotto de Ort de Zero. Bene, arriviamo poi a sa canzone che mi riposa de sa gruppo del suo tenore Ramon Lucca di Pasquale Carzè di Impare, che cantano a pari, in un concordo in tono perfetto. Una novità che ripete, insomma, più o meno il schema di corsa del Mahmood in Sanremo, che su tenore Ramon Locco, ma un'associazione veramente perfetta. Io voglio anche intendere carichi cantelli in modo tale che vorrei ne sconto. Poi a Papone su link che ha esiti online verso un mese e mezzo, viene pubblicata, ma io voglio che gli anche intende scano di la stessa intesa per qua che te hanno la proposta, insomma, e come la torniamo a internet l'ultimo ritornello, insomma, in modo tale che i dettagli accanto e si spantosa questa associazione. Liberati su che ludiziosa belleza, a que ti mastra de durques prequieras, donas y espera que lu que no vive, que mariposa tu e torra nascire. Ecco, avvero visti queste saida di ascoltare, e non che cose sono da in non si produce, musica, cantare in concordo del tenore, in concordo di chitarra, e come in questa occasione è un concordo tra chitarra e tenore, insomma, veramente una cosa di spanto. E l'amo da ascoltare
in maniera intrea la canzone verso mezzodì e mezzo, che hanno arrivare su link e io la a pubblicare. Bene, andiamo da innanzi, siamo un atto che noi scorsi poi è inteso, che bel appuntamento che su circo in Sardegna, abbiamo su circo, in Bizzi, Maccus, si narrata, che presenta da White Star domenica 17 a Sasonni che 40 Kimb in Piazza del Sumercato, poi il soccorso Vittorio Veneto e poi in Piazza a Sproni. E trapezio, cerchio aereo, contorsioni, corda aerea, trampoli, cerchio aereo, verticali, insomma un spettacolo veramente de spampi. Bene, andiamo da innanzi e fai da molde attero, ecco, andiamo su de Mamone, la presentazione da Mamone, valorizzeremo le colonie penali. Per la casa di reclusione di Mamone e per il suo territorio gli annunci, i progetti sono da New Deal, iniziative, se verranno veramente messe in pratica, capaci di cambiare il volto della colonia penale agricola tra i territori di Biti e Onani, un luogo che oggi davanti alla prospettiva della realizzazione dell'Einstein Telescope avrebbe una centralità e un ruolo strategico per lo sviluppo dell'intera area. La Presidente della Regione, Alessandra Todde, il direttore della casa di reclusione all'aperto di Mamone, Vincenzo La Monaca, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Domenico Arena e il magistrato di sorveglianza Rosanna Corrias hanno raccontato i nuovi scenari per le case di reclusione all'aperto presenti in Sardegna. E per farlo hanno scelto Colonia Penale Agricola di Mamone, non a caso la più grande dell'isola. Oggi ospita circa 250 detenuti, il 70% dei quali stranieri, e si estende per circa 2600 ettari di un'area di grande valore, in un'area di grande valore paesaggistico. La Presidente Todde e il provveditore Arena sono arrivati fin dalla mattina nell'istituto penitenziario e per diverse ore hanno avuto modo di conoscere e vedere le diramazioni dell'istituto, le attività lavorative che si svolgono, ma soprattutto di valutare le grandi potenzialità e gli interventi che davvero potrebbero, con investimenti mirati, cambiare il volto dell'istituto. Felice di aver visto con i miei occhi la situazione. È la prima volta che vengo a Mamone e credetemi, ho apprezzato l'autenticità e la potenzialità di questo luogo, che sarà nostro compito valorizzare. Lo stesso cannato, già presidente. Bene, andiamo da innanzi, si sempre sarà segna stampa, come non sto a decorrere un pacco, che non già dal decche 20, quasi 20, il modello Mamone inserito, reinserimento e sviluppo, questo è stesso, Nuova Sardegna, questo è stesso Unione Sarda. L'area tra Onani e Biti sarà interessata anche dal progetto dell'Einstein Telescope e quindi va bene. E però a Saterala è un problema, ha un coro di no all'arrivo di detenuti per reati di mafia, che erano manara auta, 91 Galiottoso arrestato pro mafia, contrari Meloni PD e Liccheri M5 Stelle, la CILS basta scelte calate dall'alto. La decisione del governo di inviare altri 92 detenuti al 41 bis a Utah non convince. Sono contrarie le comunità locali, storcono il naso i sindaci e anche la regione, come ha fatto capire la governatrice Alessandra Todde durante l'incontro organizzato ieri in municipio a Utah. Non è parsa proprio tranquilla sull'impatto della decisione. Il governo non può ignorare l'allarme che arriva dalla Sardegna. Il trasferimento di 92 detenuti al 41 bis ad Utah sarebbe un colpo durissimo per un territorio che non è in grado di reggere un impatto simile. Questa decisione, secondo il parlamentare Dem, non può calare dall'alto né essere giudicata con interpretazioni errate della legge, che in effetti prevede la preferenza per le aree insulari
per i detenuti al 41 bis solo nel caso di istituti loro esclusivamente dedicati, che lo leggo in Sicilia, Stato di Querson, situazione che però non riguarda il carcere di Utta. Vabbè, però colonia, e non dai Mamones colonia penale e non che Bessa colonia italiana. Bene, più di 500 studenti, 550 studenti alle Ricicliadi per apprendere la cultura ecologica. Siamo danni di numero, siamo danni il successo dell'evento di 5 giornate tra laboratori, arte e buone pratiche. Cioè, prova a imparare a riciclare e prova a questa cultura di sul riciclo praticamente. Numero 5 giorni di eventi più di 550 giovani coinvolti, una marea di laboratori, incontri e anche spettacoli per diffondere anche attraverso l'arte la cultura ecologica e quella per contrastare il cambiamento climatico. È stata un vero successo. Insomma, la tappa nuorese delle Ricicliadi, edizione 2025, la manifestazione che ogni anno coinvolge gli studenti nell'esercizio delle buone pratiche sostenibili, è andata a successo. Anche quest'anno l'evento è durato diversi giorni, tra dibattiti, corsi e momenti di intrattenimento, e ha visto come organizzatori i componenti della cooperativa Alternatura. Bello nome. Perfetto. Vediamo il galo in onda, quindi andiamo da innanzi, manco male che il mantenenne, e arriviamo a Inoc, nell'isola più malattie esotiche con il cambiamento climatico. La virologa, Ilaria Capua a Sassari per il dottorato honoris causa in veterinaria. La prevenzione è fondamentale. Chi si vaccina tiene liberi i posti negli ospedali. Vai a bilinare, sono Novax, complottistas, negazionistas, camionistas e così via. Un mondo complesso dove le sfide globali hanno ricadute nella vita di ogni giorno. E il concetto di salute circolare, il tema della Lectio Doctoralis che domani la virologa Ilaria Capua terrà nell'aula magna dell'Università di Sassari. Questioni che riguardano la Sardegna da vicino. Basta pensare a malattie come la febbre del Nilo, 39 casi nell'isola quest'estate, 4 vittime, e la dermatite bovina, tutta malattia esotica, tutte patologie arrivate in Sardegna per colpa del cambiamento climatico. Ilaria Capua è una delle scienziate italiane più autorevoli sul piano internazionale ed è specializzata nello studio delle infezioni virali che possono trasmettersi dagli animali agli uomini. Oggi è Senior Fellow Global Health, è direttrice emerita del Centro di Eccellenza Hone Health dell'Università della Florida. All'attivo a centinaia di pubblicazioni e ricerche. È stata in prima fila nel racconto scientifico della pandemia da Covid-19 nel 2000 e nel 2006 legò il suo nome alla rivoluzione che portò alla rivoluzione che portò alla massima trasparenza e condivisione dei dati sul genoma del virus di origine animale che colpiscono l'uomo. Bene, un evento veramente interessante. Andiamo da innanzi il galo e noi creiamo su mafiosi a Utta e scontro politico. Il PD, il governo, ignora l'allarme. La presidente Todde sul trasferimento del 41 bis ho scritto alla Premier, cioè ha scritto a Meloni. Todde ha scritto a Meloni. Aumentiamo sempre che hanno bettissa sottoministro, comunque. Sono arrivati soldi sul 41 bis a Sassari. La polemica sull'imminente arrivo dei 92 boss mafiosi nel carcere di Utta non si arresta. 2 giorni fa, durante l'assemblea aperta organizzata dal primo cittadino di Utta,
la Presidente della Regione ha evidenziato le gravi e pericolose ricadute che un trasferimento di tale portata avrà sul territorio sardo, anche sui grandi progetti previsti per i prossimi anni per l'isola. E certo, che vatten sul mafioso da domo, sul mafioso di solo. I medici in pensione, una toppa, richiamarli non risolve i problemi. L'avete visto ieri il pronunciamento della Corte Costituzionale e appunto chi ha rigettato su ricorsi sul governo che in Sardegna ha approvato una norma per tornare a ponere in posta e in servizio il dottore in pensione, e questa avvertenza l'ha vinta la regione, però come l'assessore non narrata che richiamarli non risolve i problemi. L'assessore Armando Bartolazzi parla dopo la sentenza della consulta. È una misura straordinaria e temporanea. Non temo il doppio stipendio. Lo dice chiaramente, il ritorno al lavoro dei medici in pensione non è la soluzione. Staccare i camici dal proverbiale chiodo per riassegnarli ai legittimi pensionati è una cura palliativa, una toppa. L'emergenza esistenziale resta. L'assessore alla sanità Armando Bartolazzi spiega il suo punto di vista e allega la sua ricetta dopo che la consulta ha respinto il ricorso del governo sulla legge regionale che richiamava in servizio i medici di medicina generale ormai in pensione. I dati del Ministero della Salute dicono che l'isola è una delle regioni con il maggior numero di medici in proporzione alla popolazione. Esiste davvero una carenza di medici in Sardegna? Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, nel 2025 in Sardegna ogni medico di medicina generale ha in carico una media di 1391 assistiti, un dato di poco superiore al rapporto ottimale 1200 pazienti per medico, ma che non tiene conto di situazioni molto diverse nel concreto da territorio a territorio. Il sovraccarico si fa evidente e pesa in alcuni ambiti territoriali, soprattutto le aree interne e disagiate dell'isola, dove migliaia di cittadini non hanno un medico di famiglia assegnato o lo hanno a molti chilometri di distanza. È esattamente questa situazione di scopertura dell'assistenza primaria che la Corte Costituzionale ha riconosciuto come emergenza reale, legittimando la scelta della Regione di utilizzare in modo mirato e temporaneo i medici di medicina generale in pensione. E cioè quindi è vero che batta aumento percentuale va pul dottore per abitante in Sardegna che non in sul resto dell'Italia, ma in una questione territoriale che basa territori appunto che sono completamente chene dottore. Bene, andiamo da innanzi, si sa Ocche Belgalo, esa Vigora Belgalo, viabilità e acqua, stanziati 57 milioni per opere urgenti, dalla ciclovia dell'isola alla fontana del Rosello. Ciclovia, vabbè, sempre schissare Brizzichetta, 8 opere pubbliche urgenti nel settore della viabilità e delle risorse idriche sono state finanziate dalla Giunta regionale con una delibera proposta dall'assessore ai lavori pubblici Antonio Pio. Le risorse sono state reperite con un aggiornamento di cronoprogrammi di opere già finanziate per un totale di 50 milioni che esigevano uno spostamento in avanti alle annualità 2031-2032. Vabbè, insomma. Dopo le denunce sui miasmi a Sarroch, in Besta appunto della raffineria, il Ministero riesamina le autorizzazioni. Il Comitato Civico aveva chiesto l'intervento anche dell'ARPAS. Prima le denunce di comitati di Sarroch per insopportabili miasmi provenienti dalla raffineria, poi il fuoriservizio su alcune linee che hanno provocato l'invio in torcia del materiale non più trattabile. L'impatto ambientale della Saras in queste settimane è stato oggetto di polemiche non solo in paese. Il Comitato Civico, promotore di dettagliate
e puntuali denunce sugli episodi di inquinamento, adesso ha visto confermare i suoi allarmi. Le segnalazioni dell'ARPAS, l'Agenzia per il controllo ambientale della regione, e la richiesta di ulteriori dati sulle emissioni ha portato la stessa ARPAS a chiedere al Ministero dell'Ambiente un rafforzamento della prescrizione e del monitoraggio delle emissioni. Giustamente. Decreto legge aree idonee, la Regione chiede modifiche, critiche al testo del governo anche da Confindustria. Il decreto legge sulle aree idonee, varato dal governo nei giorni scorsi, ha trovato più critiche che consensi, pur su ragioni opposte. Confindustria ritiene che la norma rischi di bloccare il progetto e faccia alzare i costi di quelli che verranno avviati. Le regioni giudicano invece il provvedimento lesivo delle loro competenze e dalle maglie troppo larghe da consentire speculazioni. Anche la regione è intervenuta nel dibattito con l'assessore all'industria Cani, che ha illustrato i possibili emendamenti al testo. Il decreto legge non è lo strumento adatto, fa venir meno il confronto e in più punti lede la Costituzione, ha detto Cani al Senato, che chiede di limitare le aree idonee alle sole superfici compromesse o degradate, introdurre maggiori tutele per le aree agricole di pregio e per i paesaggi rurali storici, garantire una protezione effettiva dei siti UNESCO e delle relative zone di rispetto, disciplinare in modo più equilibrato l'agrivoltaico e l'uso degli invasi idrici, consentire alle regioni che abbiano già raggiunto gli obiettivi di potenza installata di modulare ulteriormente le proprie scelte territoriali. Osservazione condivisibile dalle Cani, però poi quando si anda agli effetti è tutto un'altra cosa. Cagliari, nella Tana del Napoli, ci teniamo a passare il turno. Mister Pisacane presenta la sfida di oggi alle 18 al Maradona. Su Cagliari gioca Tacchisso Napoli, Coppa Italia, e quindi speriamo che sia una buona partita. Gavoi, appello ai dottori, casa gratis se venite qui. Gavoi in questa passata, insomma, è stato una regione da tutta adesso Unione dei Comuni di questa zona, cioè non è solo una cosa del Gavoi, ma però Lusinnico, insomma, bischifato in politica, 2 su 3 in pensione. Il sindaco corre ai ripari, cioè basta 2 o 3 dottori in Gavoi e 2 si incanano in pensione. Un alloggio gratis e un ambulatorio confortevole per i medici che decideranno di trasferirsi a Gavoi. A fine anno, quelli in servizio da oltre 40 anni, Domenico Murdeu e Giuseppe Mastio, andranno in pensione e l'amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Lai corre ai ripari per evitare possibili carenze e pubblica una delibera che incentiva l'arrivo di nuovi specialisti al supporto di Angelino Mulas dal 31 dicembre, unico specialista in organico a fronte di 2445 assistiti. Bene, andiamo da innanzi, Sisauche Bergalu. Allora, piccoli centri, medici in fuga, gli incentivi non funzionano. Falconi Anci narra che tanti comuni offrono facilitazioni ai camici bianchi. L'abbiamo visto questo del Gavoi, ma non solo del Gavoi, questa è una proposta che viene da tante parti. È un disastro, un vero disastro, dice la presidente dell'ANCI e sindaca di Forni Daniela Falconi. Nel nostro paese non ci sono medici di base. Non è solo Gavoi che offre facilitazioni a chi sceglie di esercitare lì. Sono tanti i comuni che mettono a disposizione gratuitamente gli ambulatori e gli alloggi. Noi abbiamo dato in concessione per 30 anni alla SL un edificio con l'impegno di metterci dentro una serie di servizi sanitari. Ad esempio il pediatra, che comunque non c'è, e quindi come interesse vedenne non è solo Gavoi la spesa, no, va bene, comunque sia fatto
una bella operazione. Si attende la consulta sulla riforma Bartolazzi, cioè sulla riforma Bartolazzi in uscita. E chi è batta? Ieri l'udienza sui commissariamenti. Minerva e Frau in campo per l'assessorato, cioè Bartolazzi quindi è dato in partenza. Siamo visto c'è da dire che in Bartolazzi in una convegno su Podessà mi astenia. In Sardegna la sanità funziona male e la politica è ancora alla ricerca di una soluzione. La permanenza di Armando Bertolazzi alla guida dell'assessorato è legata in parte al giudizio della Corte Costituzionale sulla riforma che ha portato ai commissariamenti di tutte le aziende sanitarie. Ieri si è tenuta l'udienza, mentre la decisione della consulta è attesa per fine mese o per l'inizio del prossimo anno. In buona sostanza, se lo Stato ha deciso di impugnare la norma perché viene posta in essere la pratica dello spoil system, cioè praticamente l'assessore è 5 Stelle e quindi tutti i commissari sono 5 Stelle. Spoil system che non è scusto, polizia totale, cioè che o con tutti i che non sono del Salamea e ponzolo del Salamea. Nell'ambito della governance sanitaria, già censurata in passato dalla stessa Corte Costituzionale. Ieri l'avvocato della Regione ha spiegato che è giusto che chi fa le nomine abbia fiducia in persone competenti di sua scelta. In pratica non c'è nulla di male ad attuare lo spoil system in sanità. Verosimilmente la consulta si pronuncerà a favore dello Stato. Probabilmente sarà quello il momento in cui Alessandro Todi deciderà di sostituire Armando Bartolazzi. Le ipotesi, ma con chi? L'assessore alla sanità è in quota M5 Stelle. Negli ultimi giorni è di nuovo circolato, come ai tempi delle prime trattative della formazione della giunta, il nome di Luigi Minerva, attualmente responsabile dell'organismo di governo nella delle liste d'attesa. Minerva non è pentastellato, ma la governatrice potrebbe decidere di spostare questa ipotesi, di portare questa ipotesi. Non è dell'M5 Stelle nemmeno Giuseppe Frau, consigliere della lista Uniti per Todd, medico ed esperto di dinamiche legate alla governance sanitaria, ma è comunque vicino alla Presidente e anche il suo nome è un nome che Alessandro Todd sta considerando, quindi manca chi vi tenete a diventare assessore alla sanità, pare che non sia manco mentovata. Bene, andiamo da innanzi, se diamo l'area idonea, le richieste della regione, la Moldeista Satiro Giornale, Albanese, Gelo da Firenze, questa è già delegata a ONU, e non solo, ma lei si risparmi almeno l'esilio, cioè vabbè, non si misura di Sasparaula, cittadinanze onorarie, crescono i no. A Sassari e Nuoro è polemica anche nell'isola, si allarga alla Sardegna la polemica su Francesca Albanese, dopo la richiesta del coordinatore cittadino di Sassari di Fratelli d'Italia Luca Babudieri di revocare la concessione simbolica delle chiavi della città all'alta funzionaria dell'ONU. Ieri anche a Nuoro l'opposizione in consiglio comunale ha proposto la revoca della cittadinanza onoraria che le era stata conferita poco tempo fa. Bastianella Buffoni e Pierluigi Saio di Siamo Nuoro definiscono gravissime le incompatibili con un riconoscimento istituzionale le dichiarazioni di Albanese sull'assalto alla redazione della Stampa. Pur condannandolo, avrebbe infatti affermato che quelle azioni dovrebbero fungere da monito ai giornali per tornare a fare il proprio lavoro, cioè Zucchina Latissa. Parole considerate inquietanti perché minerebbero la libertà di stampa. Vabbè, poi questo sono d'accordo pure nonostante tutto il valore dell'albanese, però a Biasa uno perde su sentesso quando si intende troppo potente. L'Agnello Sardo, IGP al NATEXPO di Parigi, un salto nel segno di storia e innovazione, alla fiera alle porte di Versailles. L'Agnello di Sardegna, IGP biologico alla fiera internazionale NATEXPO di Parigi, evento che
Per il prodotto sardo, dopo il debutto a Milano al Tutto Food 2025, sancisce ancora una volta l'alleanza di due importanti realtà consortili sarde, il Distretto Biologico Sardegna Bio e il Consorzio di Tutela di Sardegna IGP, alleanza che nel sistema promozionale ha fatto un salto europeo e internazionale, arrivando tra gli stand a pochi passi da Versailles. Andiamo da innanzi, sì. Chi ne sa partire su Cagliari, l'abbiamo già visto, la Cagliari cerca in Coppa la scintilla per rilanciarsi. In campo a Napoli, chi ha giocato meno, gara secca, in palio i quarti di finale. Quindi non ponete in campo la squadra principale. Fondi UE, fermata Mogherini poi lamentato che è stata pure ministra, sospetta di frode sulla formazione dei diplomatici, nei guai anche l'ambasciatore Sannino. All'alba il blitz al Ministero degli Esteri UE e negli uffici del Collegio d'Europa. Insomma, Mogherini, questa pure resta un po' qui spinta, sempre un po' superpotere, forti sospetti di irregolarità nell'appalto per la nuova Accademia Diplomatica Europea, abbastanza forti da far scattare un'operazione che colpisce il cuore della diplomazia comunitaria, portando nella rete della giustizia 3 italiani, l'ex alta rappresentante dell'UE Federica Mogherini, l'ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d'Europa Cesare Segreti. Le ipotesi messe in fila dagli inquirenti alla Procura europea sono pesanti: frode, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, con il sospetto che l'Istituto Fucina dei diplomatici UE del futuro dal 2020, sotto la guida della Mogherini, abbia ottenuto informazioni privilegiate sui criteri di selezione del bando prima della pubblicazione ufficiale. Un potenziale vantaggio competitivo che ha subito fatto scattare l'allarme degli investigatori guardiani del bilancio dell'Unione. Ecco qua. Netanyahu, intanto abbiamo ginocchia Putin che è sempre a peddan. Putin, se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti. Bau, bau, bau. Netanyahu apre un accordo con la Siria. La condizione è di mantenere truppe nel sud-est del paese. Dopo una strigliata via social di Donald Trump, Benjamin Netanyahu ha aperto alla possibilità di raggiungere un accordo con la nuova Siria di Ahmad al-Sharaa, ma a condizione di preservare la sicurezza di Israele da attacchi via terra o di altra natura dal fronte siriano. E questo significa, nella sua visione, mantenere le truppe dell'IDF entrate nel sud-est della Siria un anno fa con la caduta di Bashar al-Assad, cioè praticamente per restare truppa israeliana in Siria. Il Papa narra Hezbollah deponga le armi, questo si sul Libano, l'Italia adatta a mediare per la pace. Hezbollah praticamente sono un esercito iraniano in Libano, cioè praticamente un esercito armato parallelo all'esercito libanese, insomma, cioè un esercito a comando di un altro Stato, insomma, in questo caso del Iran. Nella guerra in Ucraina un ruolo importante può essere giocato dall'Italia grazie alle sue capacità di mediazione. Leone XIV lo dice sul volo per Roma dopo il viaggio in Turchia e Libano, rivelando poi che di aver avuto a Beirut incontri personali con rappresentanti di diversi gruppi che rappresentano autorità e persone che hanno a che vedere con i conflitti interni e internazionali nella regione. E sulla questione degli Hezbollah traccia la linea. Evidentemente c'è da parte della Chiesa la proposta che lasciano le armi e che cerchino il dialogo
tornando all'Ucraina, Prevost riconosce il ruolo degli USA. Gli USA e UE ma punta i riflettori sull'Italia, che culturalmente e storicamente ha capacità di essere intermediaria in mezzo al conflitto che esiste fra diverse parti. Vabbè. Andiamo ad innanzi, se l'Europa vuole la guerra, noi russi siamo pronti, a voglia. Putin lancia un monito all'Unione e poi incontra Uitkov pro Achenubia. BCE, no alla garanzia per il prestito a Kiev sugli asset russi. Ucraina, ora si cerca un piano B. Praticamente non c'è problema, il prossimo finanziamento, quindi coperto insomma da questo deposito russo in Europa, magari in Oeste, casa BCE, la Banca Comunitaria Europea, hanno chinono. Va bene, andiamo da innanzi, vediamo l'ultima nova de oggi, vediamo se Bergalu Saocca, se Bergalu, Mogherini fermata a Bruxelles, frode in appalti e corruzione. Bene, in questo terminiamo. Ritengo da oggi sacrificato che ha sempre dopo 36 minuti di aggiungere a Sosatelo già dedicato. Bene, a mezzo vedere di buon a tutto dai Pizze TV, adioso e mezzo la classe.